Ciao amici e benvenuti a un altro video. Voglio parlarvi dell'ultimo trekking che ho fatto insieme ad un amico. Questo a parer mio è stato uno dei trekking più belli dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista naturalistico, perché siamo andati in Supramonte, che il trekking riguarda esattamente la località di Goropu, che è il Grand Canyon che abbiamo qua in Sardegna. Volevo già andare a vederlo, infatti alla fine mi sono appuntato e ci sono riuscito, e con Vincenzo siamo partiti un po' tardino e dopo tante peripezie e vari ostacoli alla fine siamo riusciti ad arrivare nella località. Il sentiero dura più o meno una decina di chilometri, 5 all'andata e 5 al rientro, che se fate in questa stagione, infatti non ve lo consiglio di andare in questa stagione, andate in autunno, in primavera, dove fa meno caldo, perché prevalentemente è tutto aperto e il sole, soprattutto alle ore di pranzo, come sapete, picchia forte. Non tanto l'andata, perché l'andata è in discesa, ci sono 700 metri di dislivello, poi da rifare ovviamente in salita, e la salita, dopo che vi siete rilassati, magari avete mangiato, è ancora più tosta, soprattutto se vi fermate spesso a fare riprese. La cosa che mi ha lasciato più sconvolto ovviamente sono le montagne che ti circondano. Il Supramonte regala tante emozioni, però questo non è un video dove parlo, dove descrivo, dove vi spiego. Vi lascio direttamente le immagini di questa avventura. Dimmelo,
interna di rotta. Fa caldo ragazzi, fa caldo. La devastazione. Si sta cadendo. Beh, il video finisce qua, spero vi sia piaciuta, porterò sul canale altri contenuti di questo tipo, non vedo l'ora di farne di diversi, di nuovi, tante belle esperienze, avventure. Ci vediamo al prossimo video amici e vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi, lasciare un bel like e se vi fa piacere un commento. Buoni cammini e buone vite a tutti, ciao amici! Thank you.